Lo Spisal con i carabinieri di Vittorio Veneto si è subito mobilitato quando in via delle Industrie è scattato l'allarme. Sono da poco passate le 23, alla Tema, azienda leader nel settore edile, e in una linea produttiva che un operaio di 51 anni, rumeno residente a Godega di Sant'Urbano, rimane con il braccio incastrato su un nastro trasportatore. Il turno è quello di notte. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo di fronte a un blocco del macchinario sul quale stava lavorando avrebbe tentato di azionarlo manualmente. Questione di pochi attimi e ne rimane intrappolato. A Vittorio Veneto giunge anche l'elicottero di Treviso Emergenza. Il 51enne, dopo una breve sosta all'ospedale cittadino, viene portato al Cafoncello. È fuori pericolo ma rischia l'amputazione dell'arto. Inevitabile l'apertura di un fascicolo. Si deve capire la dinamica esatta, se i dispositivi di sicurezza siano entrati in funzione correttamente. È una cosa che sorprende perché insomma non so cosa sia successo e come, però insomma i sistemi di sicurezza ci sono, quindi altro non saprei dirti. Ci sono tanti macchinari, tanti macchinari, ma la frequenza è molta e può succedere. In generale c'è sicurezza sugli luoghi di lavoro? C'è, però i casi succedono purtroppo. Abbiamo fatto sempre con la sicurezza noi l'altro. No. Quindi, insomma, le procedure sono abbastanza rigide. Sì, no, non è niente di male, no. Ferma la condanna dell'area, le radici del sindacato della CGIL che si dice pronta allo sciopero. Se si incastra un braccio nel macchinario è perché si sono rimosse le sicurezze per far più pezzi e più profitto, una condizione diffusa nelle fabbriche, si legge in una nota. Così la sindaca di Vittorio Veneto. Innanzitutto mi preme anche esprimere la vicinanza al lavoratore che è stato vittima di questo incidente. Speriamo in un suo pronto recupero. Le aziende sono aziende strutturate con tantissimi dipendenti al loro interno, sappiamo che seguono tutti i corsi di prevenzione e naturalmente questo evidentemente non basta, perché se succedono ancora questi casi significa che c'è necessità di intervenire ancora in modo massiccio. Questo significa, dice Bagliana, più risorse per gli Spisal, soprattutto nell'area vittoriese. Dove ci sono aree industriali molto sviluppate con addetti che superano i 7.000 unità, è importante che ci sia una presenza anche dello Spisal in modo permanente e fisso.